Se ti è rimasta della pasta di pane lievitata, prova la mia ricetta delle frittelle di pane con zucchero. In ciotola della planetaria si unisce la pasta madre avanzata, quindi non rinfrescata e non raddoppiata, insieme alla farina di semola rimacinata di grano duro. Poi si unisce lo zucchero. Ed dell'olio extravergine d'oliva di buona qualità. Si inizia la lavorazione in planetaria inglobando mano a mano l'acqua al fine di ottenere un impasto accuratamente idratato che non sia troppo molle. Prima di arrivare alla totale incordatura dell'impasto, unire del sale. Lo si lavora e si massaggia su un ripiano pulito prima di farlo riposare per un po' all'interno di una ciotola ben coperta. In seguito si comincia a porzionare l'impasto per formare le nostre frittelle. In versione semplice, a casa mia li chiamiamo sfinciuni con zucchero. Ho anche dei panetti da cui puoi ricavare delle frittelle da farcire con ricotta, gocce di cioccolato e zucchero semolato. A proposito di queste ultime, ecco qui una breve dimostrazione di come fare. Olio ben caldo, olio di semi di arachidi ben caldo e sfrigolante per accogliere la frittura delle nostre frittelle con zucchero. Prima quelle con la ricotta, poi quelle semplici. Ancora calde, ma che hanno già buttato via l'olio in eccesso, vanno tuffate nello zucchero per essere decorate alla perfezione, come vuole la tradizione.
Inizia la buffata, lascia un like se la ricetta è stata di tuo gradimento, iscriviti al mio canale YouTube, attiva la campanella delle notifiche. Alla prossima!